Buongiorno e ben ritrovati cari amici di La Tenda TV e Radio Palazzo Carli. Eccoci all'inizio di una nuova giornata in questo martedì 5 dicembre 2023. Invochiamo il dono dello Spirito Santo perché possa aprire il nostro cuore all'ascolto della parola del Vangelo, di quella parola che oggi il Signore vuole rivolgerci a ciascuno di noi. Dio nostro Padre, manda su di noi il tuo Spirito Santo perché spenga il rumore delle nostre parole, faccia regnare il silenzio dell'ascolto e accompagni la tua parola, dai nostri orecchi fino al nostro cuore. Così incontreremo Gesù Cristo e conosceremo il suo amore. Egli vive e regna, ora e nei secoli dei secoli. Amen. Ascoltiamo il brano evangelico che oggi la liturgia ci propone, tratto dal Vangelo di Luca, al capitolo 10, i versetti 21-24. Dal Vangelo secondo Luca. In quella stessa ora Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e disse: Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. E rivolto ai discepoli in disparte disse: Beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Io vi dico che molti profeti e re hanno voluto vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono. Alcune sottolineature molto semplici a partire dalla pagina evangelica che abbiamo appena ascoltato. Ci viene data anzitutto oggi la preziosa opportunità di entrare in punta di piedi nel rapporto profondo tra Gesù e il Padre suo. Gesù, pieno di gioia nello Spirito Santo, così annota l'Evangelista Luca, si rivolge al Padre con parole di lode e benedizione, con la confidenza filiale nella quale desidera coinvolgere anche noi. Infatti, solo qualche versetto dopo insegnerà ai suoi a rivolgersi a Dio, chiamandolo Padre, Padre nostro. Il motivo della lode e della benedizione che Gesù rivolge al Padre, l'abbiamo ascoltato, è il suo preferire i piccoli ai sapienti e ai dotti. È il Dio che guarda l'umiltà e non la grandezza, innalza gli umili, i poveri e rimanda chi si crede ricco e sapiente a mani vuote. È l'esperienza di Maria, è l'esperienza dei primi discepoli, è l'esperienza di tanti santi e sante che si sono fidati della chiamata del Signore e del suo amore. Come disse il nostro beato Giovanni Paolo I, appena consacrato vescovo, il Signore attua il suo vecchio sistema, prende i piccoli dal fango della strada e li mette in alto. Prende la gente dai campi, dalle reti del mare, del lago e ne fa degli apostoli. Le parole di Gesù verso il Padre suo risuonano per noi come un invito
a camminare oggi nell'umiltà, nella piccolezza, perché solo così sapremo riconoscere i segni della presenza del Signore Gesù nella nostra vita. Questa è la via per partecipare della beatitudine che Gesù rivolge ai suoi discepoli, prendendoli in disparte, l'abbiamo sentito, beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Allora, mentre continuiamo con la Chiesa ad invocare «Vieni, Signore Gesù», chiediamo per questa nostra giornata la grazia di poter camminare anche noi nella gioia dello Spirito, incontro al Signore, aperti nella nostra relazione con Lui, profonda, vera, autentica, per poi poterlo incontrare nelle pieghe della nostra giornata. Invochiamo la benedizione del Signore. Il Signore sia sopra di te per proteggerti, sia davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, accanto a te per accompagnarti, dentro di te per benedirti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E buona giornata.